pista ciclabile dell'anno, però qui sappiamo che c'è una pala d'altare del 1517, proprio questo acquazzone. Buonasera a tutti, benvenuti e bentornati per questo appuntamento delle 18.03. Ringraziamo il nostro ospite Schumann e soprattutto ringraziamo anche Nevio che lo indagherà e gli farà 1000 domande e voi scoprirete tutto quello che si può fare con una bellissima bicicletta e degli itinerari spettacolari, suppongo, che ci inviti anche ad essere dei bravi ciclisti. Ringrazio tutti, ringrazio i nostri sponsor che ci consentono, visto che noi siamo sempre molto amanti di quello che facciamo, cioè di portare la cultura nei 2 appuntamenti mensili che abbiamo ogni anno ormai da 18 anni, perché siamo maggiorenni in questo senso. Ringraziamo tutti quelli che collaborano con noi e che ci permettono di continuare ad essere e a fare una programmazione di successo, di pubblico e di successo per noi, delle persone che invitiamo, con le quali impariamo tante cose che ci insegnano. I nostri sponsor sono tanti, li trovate su tutte le nostre promo che anch'io vi mando continuamente, quindi sono io che vi illustro quelli che sono i nostri programmi e i nostri amici. Ringraziamo soprattutto il nostro sponsor principale, che è la Fondazione Roberto Visintin, che questa sera non c'è il presidente, non c'è neanche il vicepresidente, però siamo sempre con il cuore con questa fondazione, perché è nel nostro cuore la persona che compone il titolo. Non vi voglio portare via tempo, voglio ringraziare anche però chi ci consente di essere un po' più interattivi anche con i nostri ospiti, cioè chi ci offre il terzo tempo e quindi il Collio che voi vedete, quindi la produzione delle 11 aziende che fanno il vino da uve autoctone, quindi un vino un'idea molto particolare e territoriale, come si suol dire, per cui vi aspettiamo anche dopo. C'è Ubik, il nostro amico, che ormai anche voi siete maggiorenni come noi, che è qui con noi, dove potete anche prendere il libro e farvelo poi sottoscrivere. Vi auguro una buona serata, ringrazio di nuovo e vi lascio tutto il tempo che avete piacere. Grazie. Bene, grazie Caterina per la bellissima introduzione come sempre. Io questa volta sono dall'altra parte del vetro, come una volta si diceva in radio, quindi sono molto emozionato più di quanto possa sembrare. E di solito in questa rassegna del libro del 1803 parliamo di libri con racconti veri, verosimili o storie immaginate che però hanno anche dei luoghi veri, reali. Oppure parliamo anche di guide come cito tra le tante, quella di Andrea Bellavite, Gorizia, Nova Gorizia. E questa volta parleremo ancora di una guida molto particolare. Ed è importante parlare di guide, una guida cicloturistica, perché mentre nei primi esempi che ho citato, romanzi, eccetera, in queste guide si è protagonisti sostanzialmente, mentre nelle prime leggiamo l'autore cosa scrive, ma questa volta noi possiamo, addentrandoci nel libro, in questa guida veramente, poter essere protagonisti, ovvero viaggiare. Però questa sera viaggeremo un po' con la fantasia, nella descrizione che avremo un po' di questo volume di Ciclovia Alpe Adria di Ciclo, che è alla sua seconda edizione, ovvero non è la seconda edizione come ristampa, è proprio un libro che riprende quello precedente. Perché una seconda edizione? Perché adesso ce la racconterà Robert Schumann qui alla mia destra, perché molte cose sono state, modificate dalla prima edizione a questa. E quindi, Robert, cosa cambia dalla prima edizione di questo libro che hai redatto? Allora, intanto buonasera a tutti quanti. La partagliamo? Sì? Buonasera a tutti quanti, ringrazio ovviamente anch'io l'associazione, ringrazio Paolo Poli, ringrazio Nevio, che conosco da una vita, dal secolo scorso praticamente. Da tante ruote. Da tante volte, esatto, e uno dei motivi per cui ci siamo conosciuti è proprio la bicicletta. La bicicletta insieme alle tante ruote di un treno. Allora, che cosa hanno in comune? Cioè,
di solito il libro delle 18.03 è la presentazione di un romanzo, di un libro, di una novella, di un racconto. Che cos'ha una guida? Beh, potrebbe avere anche molte cose. Io sono stato ieri, sono passato di qui, sono andato poi in Slovenia sul Carso in bicicletta, mi sono portato la bici sul treno e ho scoperto che se uno ha un minimo di vena poetica, beh lì magari non tanto il romanzo ma delle poesie senz'altro può scriverle, perché io sono un appassionato di bicicletta, ma non voglio dire che ho la bicicletta sotto il letto. Io sono nato, cresciuto pedalando e continuo a farlo per quanto possibile, e quindi ho anche ho assunto un po' alla volta una visione del mondo, proprio si potrebbe dire dal sedile piuttosto che dal sedile dell'automobile. Che cosa hanno a che fare letteratura e bicicletta? Se posso un attimo fare solamente una menzione di un autore che a me non piace particolarmente, Ernest Hemingway. È andando in bicicletta che impari meglio i contorni di un paese, perché devi studiare sulle colline e andare giù a ruota libera nelle discese. In questo modo te le ricordi come sono veramente, ed è effettivamente quello che si prova quando si va in bicicletta, soprattutto quella bicicletta che oggi viene chiamata muscolare, insomma la bicicletta normale, la bici vera, non dovrebbe essere chiamata pedalata assistita, quell'altra. Insomma, io uso solamente quella muscolare ed effettivamente scopro il paesaggio in questo modo, lo vivo e l'ho vissuto molto anche scrivendo questa guida. Qual è la differenza tra la vecchia e la nuova edizione? Abbiamo cambiato i colori? No. No, ovviamente c'è qualcosa di più. Di là c'era il sottotitolo Treviso, Grado e Trieste, si partiva dal confine. Adesso invece, siccome c'è un ottimo collegamento ferroviario che passa anche per Gorizia oltretutto, permette di salire fino a Villacco con un treno che è in composizione, ha 2 bagagliai molto capienti, sono 200-250 posti a disposizione, e ve lo confermo che nei periodi estivi, soprattutto nei fine settimana, sono completamente occupati dalle biciclette di chi sale con il treno e scende poi in bicicletta fino a dove vuole. Ci sono quelli che si fermano a Venzona a prendere il gelato, ovviamente, quelli che scendono un po' più giù, e insomma c'è un'ottima possibilità di fare anche a tappe tutto questo percorso. Ecco, una cosa importante che hai detto in questo momento implicitamente è che i vagoni sono sempre pieni nel fine settimana, ma io ho notato che la ciclovia è quasi sempre piena. Mi ricordo che l'inizio di questa avventura della ciclovia di Adria, che era, se non sbaglio, avversata anche dagli amministratori perché non ritenevano che era una cosa importante, addirittura qualcuno voleva far pagare un biglietto come se fosse un luogo dove prendere uno ski lift e scendere, cose del genere. Poi adesso tutti fanno a gara lungo la ciclabile di mettere cartelli della serie: qui si può mangiare, qui si può dormire, qua si può ristorarsi in generale, ed è vero che ha portato un notevole aumento delle economie, soprattutto da quello che vedo io, che ho visto quando faccio questo giro. Pontebba e Venzone sono rinate grazie alle biciclette. Pontebba prima era un luogo dove si fermavano solamente militari, quindi le pizzerie eccetera, ed è diventato un paese quasi fantasma, sparita anche la dogana fra l'altro, quasi fantasma perché ormai non ci andava più nessuno. Fra l'altro adesso stanno ristrutturando una struttura che diventerà un albergo per ciclisti, e io vedo che c'è sempre tantissima gente che si ferma a Pontebba, e anche a Venzone, come hai citato tu, dove c'è un ottimo gelato giustamente, ma anche altri piccoli paesi, anche Resia, Chiusaforte, famosissima la stazione Chiusaforte, che è una stazione ferroviaria dove un bravo imprenditore l'ha trasformata in un semi-albergo, perché si può anche dormire, ma si può mangiare cose semplici, poche ma buone. Quindi le ciclovie, questa è la domanda che vorrei porti, hanno portato un indotto economico notevole, confermi? Sì, è giusta la menzione che hai fatto di quello che è nato, che sta nascendo ancora, perché
work in progress, si dovrebbe dire, lungo la Alpe Adria. Quindi è cominciato prima la stazione di Chiusaforte, poi c'è stata quella anche di Caporosso, che era stata Caporosso, e sono state trasformate in trattorie, chiamiamole così, poi a Chiusaforte si può anche dormire. L'ultima che è stata creata fino adesso è quella di Resiutta, dove ci sono anche i 2 vecchi vagoni, vecchie carrozze. Non vorrei usare una terminologia, qualcuno dopo mi tira le orecchie, qualcuno che è più addentro al mondo dei treni. Materiale rotabile. Materiale rotabile in genere, sì, effettivamente sì. Anche a Palmanova tutti i bed and breakfast che sono nati ultimamente sono proprio destinati ad accogliere quelle migliaia e migliaia e migliaia di persone che percorrono da diversi anni ormai l'Alpe Adria. 10 anni fa, nel 2015, era stata dichiarata pista ciclabile dell'anno alla Borsa del Turismo della Bicicletta nei Paesi Bassi. L'anno successivo è uscita la prima edizione di questa guida. Nel frattempo sono cambiate molte cose, anche sull'Alpe Adria nostra sono state chiuse alcune lacune che esistevano, quindi sono stati aggiunti sempre più pezzi di ciclabili proprio lungo l'Alpe Adria, e questo in effetti fa vedere quale sia ora l'accettabilità da parte delle forze politiche e degli amministratori locali, ma anche un miglioramento dell'immagine da parte della cittadinanza, della popolazione. Non per tutti, lo dico subito, ma comunque è migliorata rispetto a quell'atmosfera un po' scettica, un po' polverosa che c'era 10 anni fa. E in effetti, ecco, uno dei primi dati che mi vengono a mente: a Pontebba bisognava scendere un tratto molto pericoloso per poi risalire, perché non era stato possibile utilizzare una galleria che non volevano mollare, che non volevano vendere. Come da altre parti, i privati avevano negato, si erano opposti all'esproprio, e quindi la pista aveva dovuto fare dei percorsi un pochino arzigogolati, quindi non c'era la continuità, che di solito è uno degli elementi principali per una infrastruttura di questo tipo. Si parla di ciclovie quando oltretutto il percorso è sufficientemente lungo, perché se vado dal paese fino al cimitero, evidentemente quella lì non è una ciclovia di questo tipo, ed è un po' anche fuorviante molte volte l'idea che la gente ha, soprattutto appunto gli amministratori, che più ciclovie si fanno, perché adesso vale l'opposto, quindi sembra che più ciclovie si fanno, più aumenti il reddito delle persone che vivono lungo queste infrastrutture. Non è esattamente così, perché se non è ben riconoscibile, se non c'è una unitarietà che noi abbiamo sull'Alpe Adria, soprattutto grazie ai 50 chilometri della vecchia ferrovia piena di viadotti, di ponti, di tunnel, dove c'è proprio una sensazione di tornare indietro di decenni, di 50 anni come minimo. Ecco, se non ci sono tutte queste motivazioni, anche gli elementi di accoglienza e di ristorazione che possono essere creati e utilizzati, perdono di significato. Per capire quanto sia la redditività di una ciclovia vera, non di una pista ciclabile, ma proprio di una vera ciclovia, di cui in regione abbiamo una e la bozza di qualcun altro. Potrei menzionare un'indagine che è stata fatta in Trentino, dove evidentemente avevano una visione già molto più orientata da questo punto di vista anni fa, e lì si parla di un costo per la realizzazione di 1 chilometro di ciclovia pari a 350.000 euro, che sembra una cifra enorme, ma pensate quanto costa una strada vera. La ciclovia è in realtà comunque una piccola strada, perché deve permettere anche il passaggio dei mezzi di soccorso nell'eventualità e quant'altro, quindi ci sono tutti i stadi, le sottofondazioni, tutto quello che serve. Ecco, 350.000 a chilometro, la redditività, cioè l'economia che viene generata, è stimata intorno a 250.000 all'anno. Ma non è vero che dopo 2 anni si ricoprono i costi, perché 250.000 sono gli euro che eventualmente vengono generati e di cui ne approfitta l'economia privata locale, prima che tramite il sistema di tassazione
ritorni al pubblico, quindi all'amministrativo, qualcosa, devono passare 10, 12, 15 anni per coprire quei 350.000 che erano stati necessari per la costruzione, tenendo conto che dopo qualche anno c'è bisogno già di cominciare la manutenzione. Quindi non è, c'è un volano economico chiaramente, ma non è la gallina dalle uova d'oro. Soprattutto bisogna tenere conto invece quali sono i vantaggi che vengono alimentati, che vengono creati con l'utilizzo della bicicletta e soprattutto con le ciclovie. Parliamo ad esempio della salute, c'è una prevenzione per tutte le malattie cardiologiche, soprattutto per l'apparato muscolare. Una volta se ne parlava di più, adesso molto meno. In Austria, molti anni fa, 10-15 anni fa, il Ministero delle infrastrutture e quello della sanità avevano concordato in maniera da definire le piste ciclabili proprio anche grazie al valore sociale che queste creano, evitando o comunque permettendo all'utenza un'attività fisica continuativa. Questo diminuisce i costi della sanità pubblica, perché ci sarà un minor numero di infartuati, ci sarà un minore numero di persone che hanno difficoltà di respirazione, magari c'è qualcuno di più che ha bisogno con una gamba rotta di finire dall'ortopedico, ma questi qua sono gli incidenti della vita. Quindi ci sono tutti i vantaggi anche nascosti, difficilmente monetizzabili, che qualche volta vengono sottaciuti, vengono anzi decisamente trascurati. Se posso aggiungere un'ultimissima cosa, chiusando su questa cosa qui, adesso tanti amministratori hanno scoperto che la scusa di realizzare un tratto di pista ciclabile, che è un lavoro pubblico, permette di ottenere anche finanziamenti dalla regione. Dunque comincia a vedere una rotonda nei pressi di Udine che è stata costruita nella zona del mercato ortofrutticolo. La pista ciclabile comincia e finisce intorno a quella rotonda, ma si sono spesi un bel po' di soldi per fare tutto il resto che è destinato invece alla viabilità ordinaria. Oppure quello che che è in corso di realizzazione tra Privano e Strassoldo, quindi a cavallo dei comuni di Santa Maria la Longa e Cervignano, ecco 400.000 euro, no, 400 milioni, 400 milioni. Per la realizzazione di 1,5 chilometri di pista a doppio senso di percorrenza, oltretutto sul lato opposto rispetto a quello che normalmente si fa. C'è già una bellissima stradina, il pezzo più bello di tutta la parte bassa della ciclovia Alpe Adria, appena a sud di Palmanova, che conduce al paesino di Strassoldo. Ecco, un traffico locale praticamente inesistente, quindi velocità comunque molto limitata, bastava mettere qualche limitatore di velocità per i residenti, e invece pur di ottenere finanziamenti, 400.000, avevo sbagliato, 400.000 in effetti è giusto, stanno creando, sono ormai mesi e mesi che lavorano, anche non riescono a finirlo, questo investimento con l'idea che un giorno la gente passerà da un lato all'altro per fare 1,5 chilometri e poi si parla di nuovo. Comincia nel nulla e finisce nel niente. Purtroppo questo è un po' l'andazzo che si sta ripetendo, si sta verificando con la scusa della ciclabilità, della sostenibilità e quant'altro. È uno purtroppo dei tanti problemi, però facciamo fare un giro ai nostri ospiti. Sfogliando questa guida, che è una guida molto ben strutturata, in quanto c'è un inquadramento storico all'inizio della ciclovia, anche geografico, storico, sociale, ma perfino enogastronomico, no? E quindi rileggendola veramente parte da una struttura che quasi ti invoglia a prendere la bicicletta e a fare un giro, soffermandosi nei posti che vengono descritti in questa guida. È importante dire una cosa, che quando si va in bicicletta si scoprono cose che non si possono scoprire andando con altri mezzi. È vero che chi va a piedi scopre delle cose ancora in maniera più raffinata e più profonda. Però l'approfondimento che tu fai dopo aver descritto anche tutte le attività che uno deve fare prima di prendere una bicicletta, ovvero quella di comprarla, deve essere
d'Italia Giusta, io dico sempre che bicicletta prendo. La bicicletta come un vestito, nel senso che se ti è troppo largo ti sta male, ti cade male, se è troppo stretto non riesci a pedalare bene, cioè deve essere la taglia giusta della bicicletta. Fatto salvo questo che uno si deve comprare una bicicletta proprio adeguata alle sue esigenze, che poi possono essere biciclette di vario tipo, come hai citato tu prima, partendo dalle ultime pedalata assistita, ci sono anche le biciclette muscolari, ci sono i tandem, ci sono biciclette che portano il carrellino dietro, abbiamo tantissimi tipi di ciclisti che corrono le ciclabili, gli itinerari ciclabili. E la cosa poi interessante di questa guida che scorrendo qui con voi in questo momento è che abbiamo per ogni percorso abbiamo delle tappe, adesso non mi ricordo quante tappe siano, mi direi dopo. Ed è una cosa molto utile avere in queste a metà libro, a metà guida voglio dire, anche delle piccole mappe che sono riprodotte seguendo un po' l'itinerario, descrivi veramente anche in maniera puntigliosa, 1 chilometro dopo devi girare a sinistra eccetera, perché molte volte cosa succede chi va in bicicletta? Succede sì, abbiamo il nostro ciclo computer che ci dice dove andare, dove non andare, però purtroppo molte volte accade che nei posti cittadini ci si può perdere. Ecco che queste guide sono molto, molto utili, ma non solo per l'utilità del percorso, perché tocca fermarsi in qualche modo, leggere, e in quel momento ti accorgi che lì vicino c'è qualcosa di interessante e arriva la domanda. Infatti in questa guida non si ferma solamente il percorso lungo la ciclovia Alpe Adria, ti dà l'opportunità di visitare anche paesi che sono un po' fuori dalla guida stessa, cosa che per uno che magari va di fretta non si accorge che lì vicino c'è anche un sito UNESCO che come Palmanova, ma siti come i più bei borghi d'Italia, Cito Clauiano per esempio, che sono dei posti che sono sconosciuti se non vai in bicicletta. Quindi la domanda è questa. La ciclabile Alpe Adria permette, più che una domanda, un'affermazione, anche di scoprire posti al di là dell'itinerario originale, quindi fa sostare di più anche il cicloturista. Sì, più piano va e più sosta, effettivamente. Ma al di là di questa banalità, no, in realtà è vero, come dicevo prima, la bicicletta è uno strumento di conoscenza del territorio. Non solamente, anche della gente tutto sommato, ma il territorio che viene percepito, viene vissuto meglio che non con altri mezzi pubblici. È vero, andando a piedi si ha un approfondimento ulteriore, ma io sono abituato alla bici. Facciamo anche per chi va a piedi. Questione di tempi, anche a disposizione, comunque no, è uno strumento direi ideale per la conoscenza del territorio. Io a Budapest sono andato 3 volte in bicicletta prima di andarci in auto, con l'auto del lavoro oltretutto. A Praga ci sono andato senz'altro prima in bicicletta, tu ne sai qualcosa? Certo. E quindi sì, in questa guida, la guida ovviamente si prepara per un pubblico che non è locale, quindi è giusto dargli anche una spiegazione che va oltre al fatto di dire dopo 500 metri volta a destra, poi prendi la via, volta a sinistra, fermati lì, attenzione alla salita. No, è un po' una cosa integrata anche con la possibilità di visitare qualcosa lungo il percorso o appena un pochino più fuori, cosa che le guide normali credo di solito almeno non presentano. Ad esempio abbastanza classico, a Pontebba ci passano tutti quanti. Tutte le guide riportano che c'è la possibilità di fermarsi in questo caffè, in quell'altro, che c'è il confine della Repubblica Veneta fino a prima guerra, però qui sappiamo che c'è una pala d'altare del 1517 e questa è una delle cose che solitamente appunto le altre guide non presentano. Nei pressi di Törle-Magler in Carinzia, appena passato il confine, c'è più o meno dello stesso periodo, 1526 se non sbaglio, ragiono un po' così a memoria, c'è un'altra chiesetta dove l'abside è affrescata da un certo Thomas di Villach, che era il capo
il capo di una bottega di artisti di Villacco, quando Villacco aveva una storia molto più interessante anche dal punto di vista artistico. Quindi credo che sia stato utile aggiungere anche questo tipo di informazioni, non solamente il fatto che in Friuli si trova il frico oppure qualche altra specialità gastronomica, ma completare il quadro in modo che non sia solamente una guida, altrimenti avremo già tutte le tracce GPX e la segnaletica in loco, che però non danno quella sensazione a chi percorre in bicicletta di essere calato completamente nel territorio. Ecco. Una guida ovviamente più umana, insomma, ti dà anche la possibilità di trovare queste cose che hai raccontato, perché nella traccia GPS, che per chi non lo sa, è le tracce che si mettono sul ciclocomputer, dove il ciclista vede sul disegnino, sulla mappa, che strada intraprendere. Molte volte vedi solamente la guida, la traccia, ma non vedi che magari vicino a te c'è una pala d'altare, come citato un attimo fa. Non ci sono ancora queste possibilità. Prima non so se l'abbiamo detto, ma se l'ho detto scusate, me lo dico di nuovo, da molti anni tu accompagni molti cicloturisti che provengono dai paesi di lingua tedesca. Quanti di questi hanno detto Wunderbar oppure Verwirrung, confusione? Perché chiaramente vengono, diciamo, da luoghi dove tutto è preciso, la segnaletica non sbaglia, ti dicono esattamente anche quanti metri devi girare, eccetera. Di queste affermazioni tu confermi qualcosa? Oppure raccontaci, se hai piacere, qualche diciamo aneddoto interessante o critico che ti è capitato e che magari hai risolto con la tua particolare, diciamo, esperienza. Che domanda lunga. Allora sì, sono molti anni che accompagno il periodo estivo, quindi più o meno da maggio fino a ottobre. L'ultimo gruppo l'ho lasciato la settimana scorsa. Dei gruppi in bicicletta lungo l'Alpe Adria sono praticamente tutti quanti di lingua tedesca, che non sono austriaci, sono la maggior parte comunque della Germania, e quante volte dicono, ovviamente riconoscono che il fatto di essere accompagnati da qualcuno che è del territorio, che gli permette di rispondere a qualche domanda, di essere ancora più integrati in questo mondo, perché molte volte vedo i gruppi che viaggiano come incapsulati, o anche i singoli, quando vedono solamente lo schermo con il GPX davanti, non si accorgono nemmeno delle montagne del Montasio o delle altre cose che abbiamo da vedere. Quindi è un vantaggio implicito al fatto che, essendo anche guida turistica, le persone che io accompagno hanno nei confronti di un normale mezzo di navigazione. Quindi soprattutto in quel percorso dei 50 km della vecchia ferrovia ci sono soprattutto quelli che magari hanno un occhio più tecnico e riconoscono la qualità delle opere d'arte, di quei manufatti costruiti 150 anni fa, 170 anni fa, e quindi sì, lì altro che Wunderbar, oppure quando ci si ferma sul ponte del Fella, dove c'è il passaggio da un fianco all'altro delle montagne, pardon. E poi poco più avanti c'è uno sguardo sulle montagne della destra che si vede un dislivello di 2000 metri praticamente, oppure quando c'è il Montasio anche lì sullo sfondo, dal fondo del torrente Donia fino alla quota di cima del Montasio sono anche lì 2 buoni chilometri, diciamocelo francamente, e lì rimangono ovviamente molto colpiti perché non sapevano, non conoscevano moltissimo questa regione, che è ancora così, forse anche fortunatamente poco turisticizzata, e quindi si godono queste cose qui. Qualche volta effettivamente bisogna rendere atto che c'è qualche difficoltà lungo il percorso e dunque c'è un senso di insicurezza, ecco, soprattutto quello che io cerco di superare. E anche in questa guida ho cercato di non seguire esattamente la traccia ufficiale della regione, perché in qualche tratto non offre le condizioni di sicurezza, soprattutto viaggiando in gruppo. Molte volte l'attraversamento della strada sulla sinistra è una cosa pericolosa, soprattutto se è fatto su una curva a destra, quindi sull'estradosso, soprattutto quando si è più di una persona. Carnia? Vabbè, esatto, diciamo che Carnia, però anche Santa Maria la Longa,
e per cui ho cercato, dove ci sono le condizioni di maggiore insicurezza, di superarle offrendo delle alternative che io le ho scritte qua e le offro anche con i gruppi che mi seguono. Un'altra cosa invece di Bewunderung, proprio di Wunderbar, quando si raggiunge la laguna, dopo l'ultima curva che c'è a Belvedere si apre l'orizzonte, è stupendo, e lì tutti quanti bisogna vanno in brodo di giuggiole letteralmente, e lì bisogna effettivamente fermarsi a fare la foto e quant'altro, e lì molte volte si sciolgono in baci, abbracci, cose, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati al mare, io devo dire no, questo non è il mare, questa è la laguna. Ah sì? No, vabbè, allora vediamo più avanti, andiamo al mare. E quindi dal goulash al boretto alle pesce, sostanzialmente, per dirla dal punto di vista gastronomicamente. Ecco, parlando un po' delle persone che tu accompagni, che anche dopo che hanno letto, immagino, anche questa guida, l'età media delle persone che tu porti a spasso lungo, cioè facciamo meglio la domanda, queste persone hanno già una preparazione per affrontare un viaggio di quanti chilometri da Villach fino a Grado? Diciamo, se noi dovessimo partire domani seguendo questa guida, quante tappe consigli di fare? Beh, insomma, diciamo sono 4 tappe più o meno, e noi cominciamo, dipende dall'agenzia, qualche volta da Spittal, qualche volta da Villach, qualche volta da Treviso direttamente, qualcuno a 4 giorni, qualcuno ne ha 5, 6, 7, quindi si aggiunge sempre qualcosa in più, un giro in carne ad esempio, e una 60ina di chilometri al giorno. Credo che soprattutto col fatto che quasi tutti quelli che accompagno hanno la pedalata assistita, chi non ce l'ha ha buone gambe, e quindi sono tranquillamente affrontabili con tutte le pause dovute, pausa caffè, pausa pranzo e la pausa di visitare qualcosa, quindi tranquillamente in 4 giorni si può fare tutto quanto. E quindi lungo la strada ci sono già dei luoghi dove i cicloturisti possono fermarsi, anche al di là di essere diciamo guidati, portati da una guida. In questa, scusate la ripetizione delle parole, in questa guida ci sono anche segnati i luoghi dove un cicloturista o il ciclista, differenza, il cicloturista è quello che si porta appresso anche lo spazzolino da denti, il ciclista è quello che viaggia molto leggero, qualche volta piace o deve fermarsi. Io mi fermerei a Chiusaforte perché è un posto stupendo, e in questa guida sono segnati anche i luoghi dove eventualmente le persone possono anche fermarsi, giusto, a dormire. Sì, soprattutto perché appunto abbiamo modulato la guida in base alla suddivisione secondo le tappe, quindi cominciando da Villach si raggiunge Treviso, prevedendo il fatto che se uno sale col treno poi ha solamente il pomeriggio a disposizione, dunque serve una mezza tappa quella. Poi da Treviso fino alla zona di Gemona, da Gemona allungando, facendo l'ANSA del tagliamento, quindi con la zona di Bars, che è dal punto di vista naturalistico molto interessante, fino a Udine, e da Udine a Grado. Più o meno questa qui è la suddivisione abbastanza classica, ed è proprio in queste località dove anche tutti gli altri gruppi più o meno stabiliscono le tappe. Mi viene in mente adesso nel 2020 è saltato tutto chiaramente a causa del Covid, ma qualcosa si era ricominciato a settembre a grande distanza. Nel 2021 gli alberghi di Udine, ad esempio, dovevano ringraziare tutti i ciclisti che si fermavano a dormire in città, mentre tutte le altre tipologie di turisti rimanevano a casa. Quindi la presenza del turismo in bicicletta sta svolgendo un ruolo sempre maggiore nell'economia di chi offre sia la ristorazione ma anche il pernottamento, ed è questo anche il motivo per cui molti sono i bed and breakfast o gli affittacamere sempre più presenti lungo tutta l'asta, lungo tutto il territorio. E quindi questo conferma che la ciclovia Alpe Adria è un magnete per il turismo in bicicletta, e la cosa potrebbe essere riproposta se ci fossero delle ciclabili, degli itinerari ciclabili, diciamo di qualità, essere riproposta in
non solamente in tutta la regione ma in tutta Italia. Adesso c'è gran battage pubblicitario soprattutto per la ciclovia che parte da Trieste e dovrebbe arrivare fino a Lecce, ciclovia dell'Adriatico, che con le sue luci ed ombre avrà uno sviluppo molto importante, però come si diceva anche prima, molte volte non si è capaci di fare una cosa di qualità. Ci sono dei pezzi molto ben fatti, certi pezzi sono fatti un po' male, e anche sulla ciclovia Alpe Adria io personalmente ho notato che qualche pezzo è anche, adesso non mi ricordo bene il posto, un po' difficoltoso per chi non ha la bicicletta con delle ruote di un certo tipo, oppure chi ha il carrellino con il trasporto di cose o addirittura di bambini, perché dobbiamo pensare che non è solamente il ciclista singolo che usa la bicicletta, la maggior parte sono loro, però ci sono anche persone che portano dietro un carrello che per portare anche addirittura i bambini, o portano il materiale per dormire, o che magari vorrebbero anche fermarsi in tenda, ecco. A questo proposito, quante persone invece di dormire nei luoghi così si fermano in tenda, se hai idea, o magari scelgono una vita più all'aria aperta? Più spartana. Questo è già un po' più difficile da rilevare, però quest'estate ho visto molta gente che viaggiava in autonomia, quindi non con i gruppi, non con le agenzie organizzate, ma viaggiava con il proprio bagaglio, portandosi la tenda appresso e portando sacco a pelo e quant'altro. È una nicchia, ormai si sta riducendo. Quando ho cominciato io era la necessità, perché non c'era nulla, non c'erano neanche le piste ciclabili quando ho cominciato io a muovermi in bicicletta, a fare le vacanze in bicicletta, credo la prima volta nell'81-82, insomma sono passati buoni 40 anni, e quella volta non c'erano nemmeno le borse da bicicletta, quindi avevo il bagaglio tutto nello zaino di Boy Scout, zaino in spalla, sì, insomma un po' fastidioso, ma comunque soprattutto la tenda, sacco a pelo e quant'altro. Sì, effettivamente anche l'Alpe Adria è un successo, è una storia di successo singolare che potrebbe essere presa ad esempio da molti altri itinerari. Certo che bisogna creare le condizioni, perché è vero che chi ha fatto l'Alpe Adria una volta difficilmente lo farà una seconda, tantomeno una terza in qualche caso, ma bisogna stimolare di più il mercato, quindi offrendo volta per volta delle cose nuove. Io qualche volta parlavo anche di animazione lungo la ciclovia, in modo da creare l'interesse a chi ha piacere di vedere delle mostre dislocate, delle mostre diffuse, dislocate lungo il percorso. Ci sono esempi, ad esempio in Scozia, ma si parla di ormai 20 anni fa. Anche qui siamo rimasti come una piccola addormentata nel bosco. Da questo punto di vista si poteva fare tantissimo in questa regione, che è fortemente vocata per questa attività, perché abbiamo un territorio, avevamo soprattutto 20 anni fa, adesso con tutte le rotonde, con tutte le bretelle autostradali molto meno, ma in realtà abbiamo ancora una buona rete di strade secondarie, e comunque quelle bianche, quelle dei consorzi di bonifica, tutto qua. C'è un'enorme quantità di pezzi che possono essere utilizzati per fare dei percorsi logici. La rete della viabilità ciclabile di questa regione è abbastanza organizzata, ma è ancora in fase di costruzione, eccetto la FVG1, l'Alpe Adria, e prima che diventino redditizie, tra virgolette, anche quelle successive, soprattutto la FVG3, che è quella che viene molto enfatizzata dalla regione, credo che ne passerà del tempo, perché non ha quell'appeal, non ha quel richiamo che ha invece l'FVG1. L'FVG1, l'Alpe Adria, che ha il vantaggio di nascere dal punto di vista di comunicazione al di là delle Alpi. La parte principale, ovviamente il mercato di riferimento è quello di lingua tedesca, ma chi ha fatto le prime campagne pubblicitarie per quella Alpe Adria sono stati gli enti del turismo della Carinzia del Salisburghese. Se avessimo dovuto aspettare l'ente della regione, qui insomma diciamo che potremmo anche essere in una condizione molto più
molto più fragili, molto più delicate. Fortunatamente la buona penetrazione della promozione del salzburghese nei confronti del mercato di lingua germanica ci permette di avere una buona frequentazione dell'Alpe Adria. Da questo punto di vista devo dire che è difficile stabilire, dare dei numeri precisi. Si stimano comunque i 100-120 mila passaggi all'anno. Con tutte le pinze bisogna prendere questi dati, ma ci danno l'idea in effetti di una grande quantità di persone che, se il metodo funziona, può essere portato anche sulla pedemontana che va da Sacile a Gorizia, appunto, o viceversa, e anche la FVG2 che è parte di quel grande progetto europeo della via dell'Adriatico, la Trilive, esattamente, che si chiama Trilive, Trieste, Lignano, Venezia. Chissà perché si dimentica che si passa anche per Grado, quindi forse il Grado rimane... Sì, forse perché diventava un po' complicato inserire un grado dentro, diventava un po', questi acrostici sono un po' particolari. Ritornando un attimo di nuovo alla nostra bella guida, se uno di noi volesse partire, che tipo di allenamento suggerisci? Avete riva in giù. Quindi si comincia dalla quota di Treviso e si scende giù, quindi già quello aiuta molto. Un allenamento non eccessivo, è effettivamente, a parte qualche breve contropendenza, è soprattutto fino a Benzone, fino all'inizio dell'alta pianura, è tendenzialmente in piacevole discesa, soprattutto appunto finché c'è tutta l'infrastruttura sulla vecchia linea ferroviaria. È una bellissima pista in leggera discesa, ma soprattutto con un fondo ottimo, anche perché ad esempio nella zona di Treviso è stato riasfaltato 2 anni fa, quando c'è stata la penultima tappa del Giro d'Italia, ma anche nel resto dove non ci sono i Giri d'Italia il percorso ha un ottimo fondo asfaltato. Ok, quindi possiamo farlo tutti tranquillamente senza avere nessun problema, anche perché adesso c'è anche, dovesse succedere, che può capitare in estate, un acquazzone eccetera, la cosa più pratica è di arrivare il prima possibile a una delle stazioni che si trovano lungo il percorso, grazie alla possibilità della intermodalità, ovvero di poter caricare la bicicletta sul treno, e quindi purtroppo, lasciando a malincuore la ciclabile, salire sul treno e ritornare a casa. Immagino che qualche volta anche tu hai preso pioggia. Qualche volta senz'altro, sì, cerco di evitarla, ma mi viene in mente, e anche tu te ne ricorderai senz'altro, la fine del nostro viaggio, che è finita un po' sotto il diluvio, sotto un acquazzone, e di 4 persone che eravamo, perché io ho conosciuto Nevio era il 1990. Sì, più o meno. Sì. Cioè, sì. Ci conoscevamo già da prima, ma in effetti quella volta lì eravamo in 4 alla scoperta della Mitteleuropa, e quindi l'ultimo giorno disgraziatamente ci ha accolti proprio questo acquazzone, e quindi uno è rimasto indietro, quell'altro è andato avanti, qualcuno è salito sul treno e ci siamo salutati dal finestrino dopo aver passato 2 settimane insieme con altre avventure. Ecco, a questo punto vorrei chiedere a voi se avete qualche domanda da porre, perché penso che sia giusto che se volete fare una domanda. C'è un dato del passaggio a Cusine, della tratta Isenitz o Blade? Quella lì ancora meno, capito? La FVG1 bis, quella che praticamente nei pressi della vecchia stazione di Treviso si dirama. Uno è la FVG1, quella normale, e c'è il ramo invece che percorre l'altra vecchia ferrovia che porta verso Jesenitz, Jesenitz e così via fino a Kost. E lì non ho dati effettivamente, non so se ci sono contatori, no, io non ne ho mai visti di fissi nemmeno sul lato sloveno. Si vede che ogni tanto c'è qualcuno che può fare delle rilevazioni, dei rilevamenti, ma su quello non ho i dati. Mentre invece quei 100-120 mila di cui parlavo prima sono
il risultato di diverse analisi che si fanno sia al portale contatore che c'è a Camporosso, che però è più delle volte purtroppo fuori servizio, e lungo il percorso a Benzone c'è qualcuno che ogni tanto fa delle indagini personalmente, e ad Aquileia hanno appena impiantato quest'estate un contatore che conta tutti i passaggi, e io mi sono accorto che lì in una giornata d'estate avevano rilevato 1 migliaio di passaggi. Ovviamente il contatore non dice se è uno che passa 2 volte nelle 2 direzioni, non dice se è il locale che va a trovare l'amico e poi torna con la borsa piena di mele. È un po', sono dei dati che vanno estrapolati e poi meglio analizzati. Questo è un po' il motivo principale per cui dico: vediamo quanto costa effettivamente fare delle strutture ad hoc destinate proprio a questo tipo di utenza, oppure quanto potremmo risparmiare sulle infrastrutture avendo già una rete molto ampia di viabilità secondaria e di altre strade bianche, ad esempio. No, volevo dire, piste ciclabili attorno a Tarvisio, Ponte Evato e Gorizia. Io sono ciclista da sempre, da corsa, gravel e anche l'assistita e la normale. È bellissimo, le prime cose che lei ha detto, quando si va in bicicletta, il silenzio, il posto, è bellissimo. Quando io voglio estraniarmi e godere della natura, prendo la bicicletta. Però sento che è tutto attorno a Pontebba, Tarvisio, Gorizia. Se io voglio andare, ho fatto il giro di Caporetto per esempio, ma tutto in strada normale. Qua, anche se voglio andare a Grado, sì, mi pare da Grado in su, ma non hai una pista ciclabile. Non sa se è in programma di collegare anche Gorizia a tutte queste... Sì, nelle menti dei progettisti c'è tutto, dopodiché sul terreno c'è molto meno. Io non sono, ovviamente non sono contrario alle ciclovie, alle piste ciclabili e quant'altro. Io credo che tutto quanto però nasca anche da un aspetto culturale. Quando io ho cominciato a fare le vacanze in bicicletta, facevo le strade statali e andavo in Ungheria, andavo in Slovenia, ci passavano i camion, ce n'erano molti meno, c'era moltissimo traffico, una frazione del traffico attuale quella volta, e le auto erano tutte più piccoline, tutte più contenute. Adesso il problema si pone nelle città, dove le auto occupano tutti gli spazi disponibili ed effettivamente non c'è quell'attenzione da parte degli automobilisti o dei motociclisti nei confronti dei ciclisti. Perché? Ma più che altro tante volte vorresti qualche collegamento fuori, no? A parte che sulla pista ciclabile devi mantenere una velocità, non andare più veloce perché ci sono persone, cose. Però tante volte io sento parlare appunto di Tarvisio, Pontebba. Qua se vogliamo fare dobbiamo prendere il treno e andare... Posso intervenire e dire che Sì. hanno inaugurato da poco a Sagrado la ciclabile che ti porta fino a Grado. Quindi devono andare più Fino a Sagrado, cioè sì. dalla Mainizza si Sì, lo so. no? Quindi non è vero che non c'è possibilità. Oppure ce l'abbiamo qui in Slovenia, che porta fino poi a Canale, Lager, cioè, sì, ovviamente non c'è una capillarità come, ecco, questo è lo svantaggio del ciclista nei confronti dell'automobilista. Volevo chiedere l'utenza, diciamo, le persone che frequentano quest'area. Ci sono anche bambini, famiglie, o ci sono in prevalenza adulti, persone di una certa età? Sono incuriositi i bambini anche per queste cose? Questa qui è una questione che è sempre esistita in effetti, con i genitori finché li obbligano in qualche modo. Sì, no, per carità, se uno evidentemente è abituato, si porta dietro i bambini. Mio figlio è cresciuto così e lui adesso ha 35 anni, tutte le vacanze le fa in bicicletta, ecco. Quindi è una questione anche in questo caso di cultura. D'altra parte
Nevio è testimone anche di questo. Nel 1989 ormai è passato, a Udine, un'associazione che aveva come scopo proprio quello di diffondere una nuova cultura della bicicletta, perché la bicicletta adesso, a maggior ragione, sta diventando sempre di più un attrezzo sportivo. Lo si carica sull'auto, si fanno 200 km per farne poi 20 in bicicletta, magari downhill, per provare l'adrenalina, il senso, lo spirito, quello che è. Non è esattamente quello che intendo io. Per me la bicicletta appunto è quella che è sotto casa, che ti permette di andare in città, è quella che magari è attrezzata un po' meglio, che permette di fare un percorso un pochino più lungo, oppure quella che ha la possibilità di affrontare lunghi viaggi. E soprattutto una mentalità. Noi purtroppo adesso viviamo in una società dove tendiamo a marginalizzare sempre di più chi non è mainstream, e anche dal punto di vista fisico, effettivamente, come dicevo prima, le auto di adesso sono il doppio, insomma 50% più larghe, più lunghe, più pesanti di quelle di 20-30 anni fa. Io quella volta non avevo nessunissima paura, nessun timore a affrontare anche una strada statale. Il Ponte Bane, quante volte l'ho fatto. Adesso, insomma, in qualche caso ho fatto autostrade in bicicletta, anche all'estero, non in Italia, chiaramente. Ecco, ci sono altre due persone, dopo prego. Una domanda semplice, una curiosità semplice. Chi è il proprietario della sede stradale in generale? Il comune, il consorzio, eccetera? La manutenzione, Sì, no, infatti. Allora, in questa regione attualmente, e lo si vede perché percorrendo una pista ciclabile che fa parte di una ciclovia ufficiale della regione, ci sono le paline distanziometriche, così come lungo le strade regionali. Quindi c'è FVG Strade che ha preso in carico quella parte di percorso ciclabile che non è di competenza dei comuni attraversati. Ad esempio a Cervignano, mi viene in mente quello adesso perché è abbastanza visibile questa cesura, finisce la competenza di FVG Strade e comincia quella del comune. Quindi manutenzione dovrebbe essere a carico dell'ente locale, se non è della FVG Strade. Nella parte montana? Nella parte montana è FVG Strade. Tutto? Sì. E lì ogni 200 metri c'è la palina distanziometrica, che secondo me è stata una spesa, ecco, a proposito di spese inadeguate, superflua, ma comunque abbiamo questa possibilità di capire quanti chilometri ci mancano fino a Grado, perché 180, 179, 170, e così via. Sì. Proviamo ad essere dei visionari ottimisti. Tra qualche anno avremo la ciclovia dell'Isonzo, consentirà di andare dalle Alpi fino all'Adriatico in parallelo alla Alpe Adria, servita da una ferrovia valorizzata, la ferrovia transalpina Fornisca-Proc, con possibilità di connettere le due ciclovie fra loro. Che pensieri fa avere questa prospettiva? I brividi di bellezza, di gioia, no, sarebbe veramente, spero di vederla terminata questa qua, come certo quando dicevo prima che in questa regione siamo molto indietro, io non mi ricordo decenni fa, insomma, quando facevo le prime proposte trovavo orecchie completamente chiuse. Noi avremmo potuto avere la ciclovia del tagliamento 30 anni fa, perché praticamente lungo tutta l'asta idrica c'è una viabilità secondaria, locale o gli argini del fiume che poteva essere utilizzata tranquillamente. Per cui spero che non sia troppo futuristica questa idea, ma sarebbe veramente un sogno fantastico. Tenete conto che tutte le riviste, cioè nella sola Germania ci sono 3 riviste dedicate al turismo in bicicletta, in Italia solamente chi è socio della Fiat, ecco. E ovviamente queste qui si rivolge a un mercato che è sempre in movimento, che io non voglio esaltare per carità, perché non sono d'accordo su molte scelte,
ma hanno bisogno sempre di qualcosa di nuovo, quindi qualcosa di nuovo, se non c'è la ciclovia gli fanno ad esempio il tracciato del percorso che va da Lubiana a Grado. Tantissime volte io incontro persone che sembrano perse nei boschi sloveni, quello che è, loro GPX alla mano perché qualcuno l'ha tracciato prima, e gli ho detto sì, sto facendo questa perché l'ho trovata sulla rivista. E quindi se un domani avessimo un percorso già pronto, a maggior ragione parallelo all'Alpe Adria, la discesa da una parte e la risalita dall'altra col treno o viceversa, sarebbe un programma transfrontaliero questo qua, simile a Nova Gorizia, anzi pensiamoci. Trevisio, Kranjska. Grazie. Se non c'è qualche altra domanda, io ringrazio Robert per la descrizione, per tutto quello che ci ha raccontato. Forse ci siamo sovrapposti anche su certe cose, ma è importante portare, diciamo, alla conoscenza di chi ci ascolta e ci vede in questo momento queste possibilità di andare in bicicletta e assaporare questo nostro territorio anche dal punto di vista olfattivo, che ci siamo dimenticati che c'è anche l'olfatto, che è una cosa che quando si va in macchina assolutamente non si mai percepisce. Ringrazio di nuovo tutti. Gremo ein cos'è spiva, vino, che tradotto si dice Anima Beguntai. Anima Beguntai, va bene. Allora grazie a voi per l'attenzione, per le domande. Portatevi sempre libero alla prossima volta che andate in bicicletta. Io vi ringrazio non sono, come dire, bibite tipiche dei ciclisti sportivi, però noi naturalmente molto volentieri di là facciamo un brindisi per il nostro terzo tempo. C'è, come vi ho detto prima, l'amico Ubik per se avete piacere di prendere la guida, e poi ci sono le nostre borsine se avete piacere di prenderne una, fare un'offerta. Vi ringrazio e vi aspettiamo la prossima settimana, perché anche la prossima settimana avremo 2 incontri. Il 22 è un incontro più poetico e il 24 con Gianni Vita, per cui vi aspettiamo anche la prossima settimana. Buon proseguimento. Grazie.